Nel campionato di promozione Girone A, l'Unitas Sciacca cade sul rettangolo di gioco di Lercara Friddi contro il locale Albatros e accorcia le distanze dalle dirette inseguitrici che sono Folgore sotto di un punto e Casteltermini di due. Ma attenzione, se in settimana il giudice sportivo che prenderà in esame il risultato della gara giocata dalla compagine di Pino La Bianca con il Partinico Audace sul campo era terminata in parità 1-1 e decidesse di assegnare partita vinta, il Casertermine riconquisterebbe nuovamente la vetta. Ritornando ai risultati della giornata, l'Unitas Sciacca è stata piegata su calcio di rigore trasformato dal Lercarese Ferrante, mentre il Casteltermini si è aggiudicato il match con la Nissa grazie ai gol di Fofanà, che ha segnato una doppietta, e Marchese. Cade inesorabilmente il Camarat invece sul campo del Città di Casteldaccia, idem la Gattopardo di Palma di Montechiaro, travolta in casa dalla lanciatissima Mazzarese. In classifica generale, per quanto riguarda la zona bassa, la Gattopardo ha 6 punti di distacco dalla penultima Villabate, mentre dal Camarat, terzultime, i punti invece sono 8.